oggi ci ho pensato e ho proprio pensato che i Rema sono stati la cosa giusta al momento giusto, capito? Una cosa importantissima. Ed è una cosa che quando mi capita mi sorprende, perché uno si interroga, dice ma che desiderio avrei in questo momento? E il desiderio era proprio quello di trovare un gruppo con il quale lavorare seriamente sulle cose, un gruppo che gli piacesse fare le prove, un gruppo che gli piacesse stare attento ai dettagli e che non fosse per andiamo a fare la serata, si fa una prova, quello che viene viene, la portiamo a casa, dai dai, e invece qualcuno che dicesse no, io ho questo pensiero, capiamo come insieme lo possiamo fare, come lo possiamo portare avanti, che novità possiamo condividere e anche sudare per magari arrivare alla condivisione di questo progetto. E proprio questo avevo voglia. Ne ho fatte tante di cose nella vita, anche fatte in questa direzione, però era il momento nel quale questa cosa mi mancava. E quindi incontro Simone a una festa, inaspettatamente, che ci conoscevamo perché incrociati nelle strade di Roma, nei percorsi musicali che si intrecciano. Avevamo già passato un po' di serate insieme e quindi mi ha proposto la possibilità di far parte di questo gruppo, nel senso perché cercava una fisarmonicista, ed era interessante vedere l'entusiasmo e poi la cura nel parlare di questo progetto, la cura anche nel creare una prospettiva di lavoro intenso che, ripeto, che era quello che stavo cercando. Tutto questo poco prima della pandemia e quindi poco prima dei blackout che c'è stato per tutti quanti i musicisti. Però la cosa positiva poi è stata che anche se non si poteva suonare ci siamo dati un appuntamento fisso nel quale ci davamo la possibilità di condividere insieme una progettualità musicale, di continuare a lavorare, conoscerci e anche concretizzare realisticamente il progetto Rema. Un'altra cosa per la quale il gruppo Rema ha dato risposta a un mio desiderio è stato il fatto che da tantissimo tempo pensavo di esplorare la fisarmonica con effetti digitali ed è stato molto interessante, specialmente con Simone, trovare la possibilità di questa esplorazione e di sentire finalmente con tutte le problematiche che porta questa cosa. Perciò quello che a volte sembra, ah vabbè, bello questo suono, in realtà dietro c'è un lavoro incredibile, no? Quando ho incontrato Simone, in realtà il disco era già a buon punto e quindi mi sono intrufolata negli ultimi pezzi che rimanevano, però non vedo l'ora che ci sia la possibilità di farlo ascoltare, ma soprattutto di suonarlo dal vivo con gli amici musicisti che fanno parte dei Rema, che alcuni già li conoscevo e altri invece sono state una gradita sorpresa. Infatti devo dire che il clima familiare del gruppo è veramente piacevole e stimolante. E quindi facciamo questo disco e suoniamolo.